Questa sera presso il Teatro Polivalente di Abano Terme si è tenuto un incontro della lista civica Abano Viva sul tema della sicurezza urbana. Affrontati sul piatto i compiti in termini di sicurezza del sindaco e della polizia urbana, il controllo del vicinato e molte altre azioni sempre nel segno della legalità. L'esponente Fasolato ha poi esposto la carta dei servizi, una serie di persone di supporto dal falegname per i topi d'appartamento al medico in caso di feriti e tutta un'altra serie di contatti per aiutare i malcapitati, colpiti da furti o rapine. Abano Viva ha dedicato una serata alla sicurezza ed ha avuto l'onore di avere come testimonial d'eccezione il colonnello Roberto Giuliani dell'Arma dei Carabinieri, ex direttore della DIA fino a proprio agosto scorso. In questa serata abbiamo trattato un importante argomento della sicurezza sviluppato in molteplici argomentazioni, ma la cosa più importante che il colonnello ha sottolineato è stato il fatto della legalità, che la sicurezza deve venire dal basso, il cittadino deve essere responsabile delle proprie azioni e questo è il fatto che caratterizza una civiltà evoluta. Abano poi, ha concluso l'intervento del colonnello, non è una zona a rischio clamorosamente, per cui con pochissimi interventi l'amministrazione pubblica può attivare una sicurezza molto importante ai propri cittadini ed arrivare a quella certezza e quel benessere che tutti si aspettano. Swishenberg Channel News, Abano Terme.